buongiorno e benvenuti a Focus, 12 in punto e iniziamo il nostro appuntamento, questa cavalcata con voi fino alle 13:30 per avere un po' di informazioni come sempre dal nostro nord-est, i servizi dei nostri colleghi, delle varie redazioni e poi i collegamenti. Andiamo sicuramente anche oggi all'esterno per vedere quello che succede nelle nostre città, siamo qui apposta e quindi voi se avete da fare fate pure in casa altre cose, a parte che insomma, ci potete seguire in diretta anche da fuori e poi insomma se sentite un argomento che vi interessa siamo qui per cercare di aggiornarvi su quello che accade, poi andremo a vedere magari anche qualche sito di comunicazione per capire quali sono un po' le notizie principali che arrivano. E fra poco usciremo già dallo studio, ci sono tante notizie che arrivano oggi dal Tribunale, per esempio da Treviso, c'era ed è forse ancora in corso, poi sentiamo l'udienza per il giovane Mattia che nell'aprile scorso perse la vita in un cantiere edile, poi novità dal punto di vista giudiziario anche da Mestre per la tragedia dell'autobus e poi da Belluno vicenda relativa ad un'altra diga. Pochi giorni dopo l'anniversario della tragedia del Vajont si parla di un'altra possibile diga che verrà costruita nel Bellunese, allora ovviamente pro e contro. Insomma io direi che possiamo iniziare andando un po' a seguire quello che abbiamo seguito da vicino nelle ultime settimane relativamente all'autovelox di Cadone, che siamo nell'Alta Padovana, o comunque insomma al confine nord di Padova, dove sapete ci sono state decine di migliaia di multe e la grande protesta che continua da settimane sul fatto che molti hanno ricevuto anche decine di multe ciascuno e quindi adesso qualcos'altro si sta muovendo con il Comune che ha dato un mandato ufficiale ad un legale, ad un avvocato per svolgere le perizie, quindi capire qual è stato l'iter di tutta questa procedura. Andiamo un po' a sentire, grazie ai colleghi di Padova, e a vedere, grazie ai colleghi di Padova, a Chiara Gaiani in particolare, che cosa si sta muovendo. Determine e lettera d'incarico sono stati pubblicati nell'albo pretorio del Comune di Cadone che nella giornata di ieri sarà l'avvocato Antonio Greco di Padova a redigere il parere pro veritate sugli atti di indagine interna avviati dal segretario Luca Morabito dopo le migliaia di multe. Le cifre si aggirano tra le 60 e le 80.000, un caso esploso a fine luglio quando i cittadini hanno iniziato a ricevere le buste verdi. I velox posizionati lungo la strada del Santo sui 50 attualmente sono inattivi dopo l'attentato che li ha danneggiati il 9 agosto. La perizia pro veritate è stata proposta dall'amministrazione guidata dal sindaco Marco Chiesaro e sostenuta anche dai multati che lunedì scorso si sono dati appuntamento per un sit-in davanti alla provincia di Padova dove hanno incontrato il presidente Sergio Giordani. L'indagine interna affidata al legale, per l'incarico sono stati impegnati oltre 4.000 euro dal Comune, come indicato nella determina, dovrà verificare la legittimità delle sanzioni amministrative elevate analizzando gli atti prodotti dalla ricognizione interna. Nel frattempo continua anche il deposito dei ricorsi da parte dei multati al giudice di pace. Gli atti sinora sarebbero 500. Altro tema all'ordine del giorno è certamente Israele, con i tanti turisti, pellegrini, ma anche insomma, persone che vivono in Israele, che stanno cercando di ritornare in Italia e anche nel nostro nord-est. Per esempio i nostri colleghi di Padova, Francesco Ratai nello specifico, ha raccolto la testimonianza di un avvocato padovano che dopo essere rimasto 4 giorni bloccato a Tel Aviv è riuscito a tornare. L'avvocato padovano Dario Furlan è rientrato in Italia da Israele ieri sera all'aeroporto Catullo di Verona. Insieme alla compagna però è rimasto bloccato a Tel Aviv per 4 lunghi giorni cercando un modo di partire per rientrare in Veneto. Il 90% dei voli erano cancellati anche ieri.
Diciamo che l'ambasciata italiana nei primi 2 giorni non è stata molto operativa, poi si è attivata, hanno comunque creato un banco all'interno dell'aeroporto dove raccoglievano i nominativi anche di chi aveva delle difficoltà per il rientro, non aveva trovato voli e quant'altro, perché la Farnesina appunto aveva iniziato a organizzare i voli militari. Più volte si è recato all'aeroporto Ben Gurion. I cartelloni segnavano i voli saltati, come ha testimoniato lui in queste foto. Anche solo raggiungerlo era però un'impresa. La situazione a Tel Aviv era surreale, per certi versi ricordava la desolazione del lockdown del 2020, ci dice l'avvocato Furlan. L'atmosfera è abbastanza surreale, nel senso che per quanto gli israeliani siano abituati a un certo tipo di tensione, per quanto una buona fetta della popolazione siano riservisti e quindi appena scattano degli allarmi corrano a difendere il loro paese. Una situazione del genere era totalmente inaspettata. Era la prima volta che si recava in Israele, un viaggio di lavoro a cui sono stati aggiunti giorni da turista, piani che sono però cambiati radicalmente. L'idea era quello poi negli ultimi 3-4 giorni di girare il paese. Fortunatamente il rientro a Tel Aviv è stata la cosa più importante, perché avevamo pianificato sia di andare nel Mar Morto, che vabbè poi ovviamente non si poteva fare, e quando sono iniziati i lanci dei missili andare verso nord. E anche lì per fortuna non l'abbiamo fatto, perché poi sono iniziati i lanci anche dal Libano e quindi non era sicuro neanche il nord del paese. Diciamo che il centro di Tel Aviv e il litorale erano le zone meglio presidiate e quindi sì, è andata bene così. Bene, adesso andiamo a Bassano, bene, anzi male, questa è un'altra testimonianza che abbiamo sentito delle difficoltà che ci sono in Israele, del dramma che si vive e per alcuni anche delle difficoltà a rientrare in Italia. E dicevo andiamo a Bassano per parlare di sanità, di un robot utilizzato in ortopedia, con sindaci e politici bassanesi che si chiedono perché sia stata staccata la spina dall'ULS-7 di questo robot, con il rischio di non fare più sanità di eccellenza. Sentiamo. Il coro di dissenso dei sindaci e degli amministratori del Bassanese per la scelta della direzione dell'ULS-7 di staccare la spina al robot di ortopedia dell'ospedale San Bassiano sale fino in altopiano. Un'altra voce tuona contro questa decisione che, oltre ad aver spiazzato pazienti e cittadini, non trova supporto nei numeri e, come abbiamo ampiamente documentato, è stata presa ben prima della scadenza del periodo di prova. Io ho preso questa notizia con molto dispiacere, perché se penso alla nostra ULS-7 da Sant'Orso ad Asiago, da Asiago a Bassano, con questo robot e con questa equipe di professionisti veramente di caratura nazionale, l'attrattività della nostra ULS, in questo specifico caso Bassano, perde a mio avviso clienti, se così possiamo chiamarli, o pazienti che potrebbero anche venire a Bassano da altre regioni. Quindi è veramente un peccato, anche perché i numeri alla mano stanno dimostrando che questo robot è effettivamente efficace, riduce i tempi, quindi non si capisce, ma credo che qualcuno poi ci dirà come mai e il perché sulla sanità non si può sbagliare. Già, sulla sanità non si può sbagliare. Ecco perché i cittadini sono preoccupati nel vedere il loro ospedale perdere pezzi da 90, e ci riferiamo non solo alle tecnologie e ai servizi, ma anche al personale medico. La tecnologia oggi viene in soccorso sia per la qualità dell'operazione, ma sia anche per quello che è la presunta, o meglio la certezza, la concreta riduzione dei costi appunto delle operazioni. Quindi non vedo il motivo, insomma, noi ci aspettiamo un controordine da questo punto di vista, e io faccio un appello all'assessore Lanzarini, ma anche al direttore Bramezza, affinché possiamo ripensare, perché se questo è utile, se la tecnologia va ad abbattere ulteriori costi, perché no? Perché no?
E dopo questo servizio andiamo velocemente a Mestre, a Venezia, perché sentiamo da Ilaria Marchiori, che è collegata con noi, le novità che ci sono, soprattutto sul fronte giudiziario, sulla tragedia dell'autobus e quindi sugli eventuali risvolti che ci saranno nelle prossime ore. Buongiorno Ilaria, a te la parola, sei davanti al tribunale, insomma anche una inquadratura che ha un certo significato. Cosa succede? Sì, buongiorno Federico, buongiorno ai nostri telespettatori. Un significato perché ci sono i primi 3 nomi iscritti nel registro degli indagati e arriveranno qui insieme ai loro legali proprio alle 13, sono attesi in procura. La sostituto procuratore di Venezia Cameli, che coordina le indagini, ha iscritto i nomi di queste 3 persone con le ipotesi di omicidio stradale, omicidio colposo plurimo, lesioni personali stradali gravi o gravissime e lesioni personali colpose. Come sentite, queste ipotesi non sono ipotesi da poco, sono anche molto gravi. I nomi dei 3 indagati sono quello del padovano Massimo Fiorese, 63 anni, che è l'amministratore delegato della società La Linea, la società del bus guidato dall'autista 40enne Alberto Rizzotto, e poi quelli di 2 dirigenti del comune di Venezia, ovvero Roberto Di Bussolo, 51enne, residente a Mestre, che è dirigente del settore viabilità, terraferma e mobilità del comune, e Alberto Cesaro, 47enne, residente a Martellago, responsabile invece del servizio manutenzione, viabilità e terraferma. Fiorese è difeso dall'avvocato Malipiero, mentre i dirigenti comunali sono difesi dagli avvocati Paola Bosio, Barbara De Biasi e Giovanni Coli. È importante allora specificare che questa iscrizione nel registro degli indagati è stata fatta come atto dovuto per permettere loro, come abbiamo detto anche ieri nei nostri collegamenti, nei nostri servizi andati in onda durante i telegiornali, di partecipare alla consulenza tecnica e quindi di potersi difendere, non un'anticipazione di responsabilità. Questo è importante dirlo ed evidenziarlo, probabilmente anche quanto ci diranno poi gli avvocati quando e se riusciremo ad incontrarli. L'avviso di garanzia è stato recapitato ieri ai 3 interessati e oggi appunto alle 13, tra pochissimo, tra meno di un'ora, sono convocati qui in procura, quindi potrebbero arrivare anche a breve. Ricordiamo che al centro di questa consulenza, che verrà appunto commissionata questa mattina, c'è lo stato della cavalcavia superiore di Mestre e dunque di conseguenza anche la sua manutenzione, così come tutto quello che riguarda il guardrail. A eseguire l'esame sarà l'ingegner Placido Migliorino, soprannominato il mastino per il rigore delle ispezioni proprio sui viadotti autostradali, in particolare dopo il crollo del Ponte Morandi a Genova. Dovrebbe arrivare anche lui, dovrebbe essere in viaggio proprio in queste ore, ma a breve di sicuro sarà qui. Ricordiamo che poi al vaglio c'è ancora l'analisi della scatola nera, che è stata affidata a un tecnico informatico di Venis. 6 le telecamere interne ed esterne del bus che saranno esaminate dalla procura, le stanno vagliando proprio in queste ore, se già non le hanno vagliate tutte, e che permettono appunto di vedere in diretta, se così vogliamo dire, quanto accaduto quella tragica sera di martedì della scorsa settimana. Dunque quello che è accaduto poco prima di arrivare sul buco e precipitare, e poi anche in quei momenti. E inoltre si sta ancora attendendo l'esito dell'autopsia sul corpo dell'autista Rizzotto, che dovrebbe arrivare ormai a questo punto a giorni, se non entro la fine di questa settimana, di sicuro i primi giorni della prossima, e anche quella sarà di sicuro rivelatrice. Ricordiamo che le indagini sono svolte dalla Polizia Locale del Comune di Venezia, che martedì pomeriggio tra l'altro ha depositato proprio in procura una relazione di un centinaio di pagine, comprensiva poi di tutta la documentazione che è stata acquisita anche negli uffici del Comune di Venezia. Dunque, lo ripeto, come abbiamo detto all'inizio di questo collegamento, 3 le persone iscritte nel registro degli indagati come atto dovuto. Per ora qui da Venezia è tutto, io restituisco la linea allo studio. Grazie
Ilaria Marchiori, buon lavoro, naturalmente poi aggiornamenti nel corso dei nostri telegiornali, ma anche insomma siamo qui fino alle 13:30, per cui Ilaria, se hai news siamo qui ovviamente pronti a darti nuovamente la linea. Adesso andiamo, fra un attimo, andiamo a Padova. Lo facciamo tra, dicevo, un minuto, il tempo prima di tornare a Bassano per parlare della vicenda Baxi San Lazzaro. Sapete, avete seguito con noi la vicenda di questa azienda con la diciamo, volontà di allargarsi, ma anche le necessità e le richieste dei cittadini e della politica. Facciamo un po' il punto della situazione con Alex Giuliano e con il commento di Roberto Marin. Le temperature calde di questo mese d'ottobre ci riportano alla memoria la stagione estiva e mai estate fu più calda per Bassano e la sua politica. Da giugno ad agosto ne sono successe di tutti i colori, politici e non, il corteo, la sfilata di protesta per i paventati licenziamenti di Baxi con la sindaca Elena Pavani in testa e poi il destino che sembrava impossibile da separare, quello appunto di Baxi e Pengo, i toni che si erano alzati sui social con i consiglieri comunali definiti infami per aver difeso il verde e la cittadinanza esclusa da ogni confronto. Ecco, su questo e su tanto altro c'è da riflettere adesso che siamo a mente fredda, perché metodo e modo scelti dall'amministrazione per gestire, risolvere il problema del triangolo Baxi-Pengo-San Lazzaro è a conti fatti da grave insufficienza in geometria. Il risultato ottenuto forse spero faccia storia ed esperienza per non fare più così, perché siamo riusciti a spaccare in due la città, a mettere contro quartiere con quartiere, siamo riusciti a denigrare l'organo istituzionale più importante della città, il Consiglio Comunale. Ricordo come sono stati descritti, chi ha votato si sono espressi sostanzialmente con aggettivi denigranti nei confronti della libertà di voto dei consiglieri comunali, e per non descrivere altre situazioni che sono proprio venute a creare nella gestione di questo problema. Non basta vincere le elezioni, ma bisogna confrontarsi quotidianamente con la città e condividere le scelte insieme. Chi amministra, chi viene votato, naturalmente ha la responsabilità di decidere, ma previo confronto e naturalmente la necessaria preventiva informazione rispetto a cosa sta succedendo. Come dire, c'è modo e modo per amministrare e per risolvere i problemi. Ad esempio, per il triangolo Baxi-Pengo-San Lazzaro, la sufficienza in geometria sarebbe arrivata semplicemente moltiplicando, cioè coinvolgendo la base, i cittadini, per l'altezza, chi amministra la città, e dividendo per due i destini di Baxi e Pengo. Bastava poco a volerlo. Andiamo a Padova, ve l'avevo annunciato, per parlare di sicurezza stradale, una sicurezza stradale che parte però dalla prevenzione. Nel Padovano è stata infatti effettuata per più di un mese una campagna di sensibilizzazione degli automobilisti lungo le strade più pericolose della provincia e con Cristian Roccaiende c'è Valentina Visentin che ci racconta tutto questo dal comando provinciale dei Carabinieri. A te Valentina, ciao, buongiorno. Buongiorno, proprio così purtroppo i numeri dei morti sulle strade quest'anno non hanno risparmiato tutta la regione, in particolare anche la provincia di Padova che nei primi 8 mesi di quest'anno già conta 8 incidenti stradali, 8 vittime della strada e oltre 500 incidenti in totale. Proprio per questo l'Arma dei Carabinieri Padovana in collaborazione con la Fondazione ANIA ha avviato nei mesi estivi, quindi anche nei mesi dove c'è maggior traffico stradale, anche visto il turismo insomma nelle nostre province, ha avviato una campagna di sensibilizzazione degli automobilisti, incontrandoli e incrociandoli con volantini ma anche con gadget che servono per effettuare controlli sul loro stato psicofisico quando sono alla guida. Li hanno incontrati in 2 delle strade che sono state ritenute in base ai dati
stati le più pericolose della nostra provincia, ovvero la strada statale 11 Padana Superiore e la strada statale 309 Romea. Qui si sono verificati il maggior numero di incidenti stradali dall'inizio dell'anno e qui insomma i carabinieri hanno condotto la loro campagna di sensibilizzazione che ci sta per essere presentata proprio tra pochi minuti. Intanto abbiamo raccolto l'intervista del colonnello Gaetano La Rocca del nucleo operativo dei carabinieri di Padova, che ci spiega come è andata in questi mesi la campagna di sensibilizzazione. Queste le sue parole e anche insomma consigli per chi si mette alla strada, perché siamo tutti utenti della strada, quindi anche noi in prima persona dobbiamo impegnarci con comportamenti corretti. Spesso la distrazione è la principale causa di incidenti stradali. E quindi ecco quali sono i consigli. Io vi saluto e vi lascio alle parole del colonnello La Rocca. Da Padova è tutto, restituisco la linea allo studio. Colonnello La Rocca, ci può spiegare come è iniziata e come è partita questa campagna Adotta una strada e di che cosa si tratta? La campagna Adotta una strada è il frutto di un'intesa fra la Fondazione ANIA, che è l'Associazione Nazionale delle Imprese Assicuratrici, e l'Arma dei Carabinieri. A livello nazionale sono state individuate le strade più pericolose, in provincia ne sono state individuate due, che sono la SS 11 Padana Superiore e la SS 309 Romea. Dal 15 luglio al 10 settembre noi abbiamo proceduto ad intensificare intanto i controlli su queste due arterie e nell'occasione abbiamo distribuito agli automobilisti materiale divulgativo edito dall'ANIA, nonché degli etilometri per autodiagnosi delle proprie condizioni psicofisiche da parte degli automobilisti. È un'occasione questa che ci consente anche di poter divulgare in generale le attività espletate dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Padova nello specifico settore. Parliamo di numeri importanti. Nel corso dei primi 9 mesi dell'anno abbiamo rilevato più di 500 incidenti stradali, purtroppo 8 di questi con esito mortale. Sono più di 500 i feriti, quasi 850 i mezzi coinvolti. Sono numeri in realtà anche in lieve calo rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, per cui ci inducono ad essere anche un po' ottimisti, ma sicuramente a non abbassare la guardia, perché l'obiettivo che ci prefiggiamo di raggiungere al riguardo è quello di raggiungere la soglia zero di incidenti e di feriti. Grazie Valentina Visentin, questo è un po' il quadro della situazione. Prevenzione però è la parola veramente chiave se parliamo di incidenti e insomma questo collegamento ce l'ha proprio fatto capire. Torniamo a Bassano, abbiamo parlato di Baxi, abbiamo sentito il commento sull'amministrazione o nei confronti dell'amministrazione da parte di Marin. Adesso parliamo anche dei sindacati però che hanno presenziato ai tavoli di confronto sul futuro dell'azienda e non ci sono problemi occupazionali per il momento, però sul futuro la riflessione c'è. Così completiamo il quadro e allora andiamo a sentire anche Vanessa Banzato con i sindacati. C'è un dato un po' di delusione rispetto al fatto che purtroppo si è cambiata direzione, non c'è più questa ipotesi iniziale che dava maggiore sicurezza di prospettiva all'azienda, ai lavoratori e al territorio. Il cambio di rotta per quanto riguarda la Baxi, così come emerso dal tavolo di confronto di lunedì che ha portato alla cancellazione della cementificazione di San Lazzaro, non ha lasciato troppo entusiasti e convinti i sindacalisti, più che altro perché loro buttano lo sguardo al domani dell'occupazione in città, nell'ottica di futuri ampliamenti della ditta. Oggi siamo ancora in una situazione di incertezza perché l'azienda ci ha comunicato che sta valutando, mettendo in piedi 2 piani, piano B e piano C, sostanzialmente perché il piano originale è stato accantonato. Questi piani però non sono ancora stati approvati dalla casa madre, quindi c'è ancora un ambito di incertezza che non è ancora stato sciolto. La questione rimane esclusivamente una prospettiva per il futuro che è ridimensionata in maniera considerevole rispetto al piano originario di sviluppo. Che prevedeva, non voglio riassumere, però tutto un investimento importante di numeri e anche di occupazione sulle pompe di calore. In termini occupazionali oggi Baxi sta ancora lavorando molto con le caldaie a gas. La transizione probabilmente sposterà in avanti il problema. Il Green Deal europeo prevede che la direzione sia una, quella di passare possibilmente ad un utilizzo delle fonti fossili meno impattante possibile, quindi gas in assoluto in riduzione. Questo significa che di pompe di calore se ne parlerà molto di più.
Bene, abbiamo un po' approfondito il quadro di questa vicenda, azienda Baxi, Bassano, futuro occupazionale. La cronaca adesso, andiamo a Belluno perché c'è sgomento e incredulità per la morte improvvisa di Anna De Vià, di soli 33 anni, a Pieve di Cadore. La giovane è morta in conseguenza di un arresto cardiaco a bordo dell'elicottero del SUEM che l'aveva soccorsa in casa in condizioni critiche. Il fatto è accaduto tra domenica e lunedì scorsi e l'ULSS 1 ha già disposto degli accertamenti. La 33enne si era rivolta al pronto soccorso dell'ospedale di Pieve di Cadore nella giornata di domenica con una sintomatologia riferibile a una sua patologia pregressa. Trattenuta in osservazione fino alla mattina seguente, Anna De Vià era stata dimessa perché stava meglio. Nel pomeriggio di lunedì però il quadro clinico è di nuovo peggiorato e l'equipe dell'ambulanza ha richiesto l'intervento dell'elicottero per un trasferimento al San Martino. Durante il volo un arresto cardiaco purtroppo ha compromesso i parametri vitali della giovane donna che ha cessato di vivere al pronto soccorso dell'ospedale di Belluno. Tutta la comunità di Pieve si è stretta alla famiglia che sulla morte ha chiesto sulla morte della figlia ha chiesto riserbo e rispetto. Quindi bruttissima vicenda purtroppo che ci arriva dal bellunese. La cronaca ci porta però anche a Vicenza, dove c'è stata una tragedia sfiorata in via 4 novembre perché un'auto ha travolto il plateatico di un bar. Abbiamo sfiorato una tragedia per puro caso, penso, per una fatalità, il destino. Avrebbe potuto essere una tragedia. Sono le 7 di sera, il crepuscolo è sceso su Vicenza quando in via 4 novembre un'auto piomba sul plateatico del bar Capranera. Siamo nel cuore della città, in una zona centrale e frequentata. Destino vuole però che quel giorno il plateatico sia vuoto. Il titolare del bar ha chiuso prima del solito e, caso nel caso, al momento dell'incidente non ci sono passanti nei paraggi. È stato un caso veramente raro perché ieri, fatalità, ho chiuso il locale prima per una coincidenza. Non c'erano macchine né prima né dopo, è veramente una coincidenza pazzesca. Anche perché a quest'ore comunque abbiamo sempre i nostri clienti, i nostri amici che ci vengono a trovare. Il plateatico lungo 10 metri e pesante 200 kg viene spostato nell'urto di 6 metri. Voi potete vedere questo plateatico è lungo 10 metri, lo ha spostato fino in fondo qua, ragazzi. Miracolata anche la donna al volante dell'utilitaria. Un piantone del plateatico si è infilato dentro la sua macchina nella parte sinistra, diciamo, quindi nella parte opposta. È stata miracolata anche lei, grazie a Dio. La quarantenne dopo l'incidente è scesa, poi è risalita in auto e si è allontanata. Il giorno dopo si è spontaneamente presentata al bar, scusandosi e pronta a rimborsare i danni. Ci siamo accordati anche per il discorso dei danni e quando quantificheremo la cifra chiaramente lei salderà il tutto, però io penso che avrà più danni lei la macchina, perché la macchina con una botta del genere il muso è andato qua, ragazzi. Cioè, bisogna andare piano. Anche perché comunque, se posso aggiungere una cosa, questa è una strada di 30 km/h e qua la sera veramente la utilizzano come una pista, corrono come dei matti in questa zona. E non ho mai capito perché non installano un dosso per la sicurezza. Anche lì abbiamo delle scuole per i bambini, c'è la fermata del tram. A mio avviso ci vorrebbe, ecco. Grazie alla redazione di Vicenza. Adesso di nuovo in diretta usciamo dallo studio per andare a Treviso, dove oggi c'era un'udienza del processo per la morte di Mattia Battistetti, ragazzo che in aprile ha perso la vita in un cantiere edile. Sviluppi giudiziari immagino anche importanti. Ci racconta tutto Christian Arboit, che è al Tribunale di Treviso. Buongiorno da Palazzo di Giustizia, anche da parte di Nicoletta Rizzetto che sta curando la parte tecnica. Seconda udienza dibattimentale volta al termine pochi minuti fa del caso Battistetti, un caso che stiamo seguendo da tanto tempo, il caso di quel giovane morto sul lavoro il 29 aprile del 2021 in un cantiere di via Magellano a Montebelluna. Dicevamo, seconda udienza dibattimentale particolarmente veloce ma significativa, perché sono
state respinte tutte le eccezioni della difesa di quei 6 imputati che si trovano che si trovano appunto alla sbarra con l'accusa di omicidio colposo. Un caso che fa discutere, un caso che fa riflettere e che ha creato anche un movimento d'opinione. Qui con me Gabriele Zanella, rappresentante dell'Associazione per Mattia Battistetti, e rappresentante di Unione Popolare Eliana Como, CGIL nazionale. Ci sono poi i familiari, li conoscete tutti, di Mattia Battistetti, poi ovviamente andremo da loro. Ma quella di oggi è una battaglia per Mattia, ma non solo per Mattia. Zanella, visto quello che sta accadendo nella Marca Trevigiana e nel Veneto, territori che sono segnati da tanti troppi incidenti sul lavoro. Sì, oggi il processo ha avuto indubbiamente un grandissimo passo avanti. Noi ci teniamo al fatto di continuare questa lotta, del continuarla nella maniera sempre più estesa. C'è una comunità di persone che si è stretta attorno alla famiglia nel chiedere giustizia per Mattia e su questo terreno andremo avanti anche nelle prossime udienze. Come è stato sottolineato, appunto, c'è un territorio che non vede mese senza vittime sul lavoro, dal caso dell'autoclave al caso ultimo della cava di Spresiano. Va sottolineato come la nostra posizione, la nostra istanza sia di attenzione, di rigore, di intransigenza da parte delle istituzioni. Qui devono aumentare i controlli, devono aumentare i deterrenti, devono aumentare le pene. Non possiamo rimanere inermi e passivi di fronte a questa strage. Noi contiamo sul fatto che sempre più persone si vadano a mobilitare su questo fronte. E la mobilitazione per Mattia Battistetti è continua. Qui vedete le RSU dell'IRCA, lì ci sono le RSU di Electrolux. Le chiedo velocissimamente perché siete qui questa mattina. Allora, siamo qui vicino alla famiglia Battistetti finché non sarà fatta giustizia, perché il vero colpevole deve pagare e colui che ha trascurato le norme sulla sicurezza e non ha fatto i giusti investimenti per la vita dei propri dipendenti. Grazie. Eliana Como è rappresentante nazionale della CGIL che con CISL e ANMIL si sono costituite parte civile in questo processo. Sì, e uno dei dati positivi di oggi è che sono stati appunto ammessi. Per noi è decisivo, perché ogni volta che succede un incidente, ancora di più una morte sul lavoro come in questo caso, il problema non è soltanto delle famiglie, il problema è di tutti quanti, è una sconfitta oltre che un lutto per tutto il mondo del lavoro. Quindi è decisivo che la CGIL, in quanto sindacato, insieme alle altre sigle e altre associazioni, possa essere parte del processo. Noi siamo qui oggi, continueremo ad essere, abbiamo già assegnato le 3 date che sono in calendario. Anche questo è positivo perché vuol dire che ci sarà un percorso strutturato e saremo qui a appoggiare la famiglia come se fosse appunto la nostra. Il presidio sarà quindi permanente, possiamo dire. Allora, ovviamente concludiamo con i familiari di Mattia, li conoscete tutti, mamma Monica, che è sempre battagliera, e oggi leggo nei suoi occhi un po' di soddisfazione. Per il momento possiamo parlare di soddisfazione? Sì, sinceramente ogni volta che varchiamo le porte di questo tribunale è un rinnovare il nostro dramma, la nostra disperazione, però ne siamo usciti soddisfatti. Ecco, il giudice si è espresso in maniera positiva, ecco, quindi siamo contenti. Adesso vedremo le prossime udienze come vanno e siamo contenti soprattutto della vicinanza che abbiamo avuto di tantissime persone che sono arrivate da ogni parte d'Italia per starci vicino e per supportarci, e di questo veramente diciamo un grazie di cuore proprio. Ecco, diciamo anche in ultimissima battuta che a ogni udienza è una ferita che si riapre, in realtà non si è mai rimarginata, ma è come sale sulla ferita, perché ripercorrere un momento chiaramente tragico che ha sconvolto le vostre vite, Anna. Sì, purtroppo ogni volta è un rinvangare, un ricordo, che però abbiamo tutta questa folla, questa gente che comunque ci supporta, che ci dà la forza ancora di più di lottare per fare giustizia a Mattia, perché merita giustizia. Grazie. Posso chiederle, ecco, il fatto che ci sia comunque sempre gente al vostro fianco e che si sia creato un movimento di opinione vi dà comunque un supporto? Senz'altro sì, anzi ci aiuta tantissimo a continuare, perché non è facile, sennò da soli non si potrebbe fare nulla. Per fortuna ci sono questi qua che ci sono vicini, ecco.
Grazie davvero ai familiari di Mattia Battistetti, Eliana Como, Gabriele Zanelle, a tutti i lavoratori e le lavoratrici del Trevigiano e non solo, che sono qui questa mattina per portare il loro contributo. Da Palazzo di Giustizia con Nicoletta Rizzetto, a voi la linea. Grazie a Christian Arboit come sempre e a Nicoletta Rizzetto per la puntualità, la precisione nel descrivere quello che accade e ovviamente grazie anche a tutti quelli che erano con lui. Torniamo a Vicenza perché ieri la presidente della comunità ebraica di Verona, a cui fa capo anche Vicenza, è stata in visita a Palazzo Trissino, la sede del comune di Vicenza. Questo è il tempo di piangere e fermarsi, ha detto. Intanto si innalzano i livelli di sicurezza sugli obiettivi sensibili anche a Vicenza. In questo momento il tempo è anche quello di piangere, fermarsi, pensare e immaginare quale potrà essere il futuro. La riflessione di una comunità scossa e scombussolata, quella ebraica vicentina, ieri in visita a Palazzo Trissino, che si ferma di fronte agli orrori della guerra. Comunità che fa capo a quella veronese, 100 gli iscritti a Verona e 10 iscritti a Vicenza, non contando i non iscritti che frequentano le sinagoghe delle province limitrofe. Comunità che recepisce le indicazioni del Ministero per innalzare i livelli di sicurezza attraverso iniziative precauzionali, vista la situazione in evoluzione, nonostante al momento non ci siano rischi concreti di azioni sul territorio italiano. Il Ministero dell'Interno in questo caso, che ha dato disposizioni quest'ultimo di incontrare tutte le comunità questa settimana, quindi all'inizio della settimana siamo stati sentiti noi, ma anche nelle altre regioni è avvenuta la stessa cosa. Quindi il Consiglio è stato quello di assumere preventivamente delle iniziative di sicurezza, tipo il fatto che ci sono i militari 24 ore al giorno davanti alla sinagoga, tipo evitare, noi abbiamo per esempio delle visite guidate e inizialmente avevamo pensato di far entrare solo i gruppi con le guide accreditate, invece ci è stato consigliato per ora di sospendere. E anche Vicenza alza il livello di attenzione sugli obiettivi sensibili, specie le basi americane. Vicenza che per voce del sindaco ha voluto esprimere la solidarietà della città e condannare l'attacco terroristico a Israele. La vicinanza che ci è manifestato ci riempie il cuore, perché questo è un momento veramente drammatico nella quale la violenza che abbiamo visto dell'aggressione terroristica lascia quasi senza parole. Eccoci tornati in studio, 12:37, è il momento di fermarci per un attimo e poi andiamo subito a Bassano in diretta per capire un po' cosa sta succedendo. Eccoci qui, bentornati insieme fino alle 13:30, ci facciamo compagnia, usciamo spesso dallo studio, andiamo a vedere quello che succede nel nostro nord-est, infatti andiamo a Bassano dove Alex Giuliano ci racconta di un cane un po' speciale che è arrivato a dare una mano alla polizia locale di Bassano. Il comune di Bassano e la polizia locale danno il benvenuto a un nuovo agente. Si tratta, possiamo dire, di un agente speciale, Max, che non darà una mano, darà una zampa, anzi 4 alla polizia locale. Beh, Max è il nostro cane antidroga che abbiamo fortemente voluto, adesso sta finendo l'addestramento ed è un agente eccezionale. Sin dalle prime battute ci siamo accorti che abbiamo preso un fuoriclasse. Parliamo di un'unità cinofila composta da un agente, Leonardo, che accudisce Max anche poi durante il tempo libero, e appunto un pastore tedesco grigione di 2 anni che si è rivelato già utilissimo anche quando era in ferie. Sì, nei giorni scorsi durante la fiera, portato in fiera anche per ambientarsi con la gente, ha fatto 3 interventi e tutti e 3 gli interventi sono andati a buon fine.
Che tipo di aiuto potrà dare questo cane alle forze dell'ordine, perché non aiuterà solo la polizia locale ma è poi a disposizione di tutti? La nostra intenzione è quella sì di operare in proprio, ma di operare soprattutto anche con le altre forze dell'ordine. Perché non l'ha trovato? Quando si mette questa. Comandante, che tipo di addestramento ha ricevuto Max? Allora, Max ha ricevuto 2 tipi di addestramento, uno all'obbedienza, ed è stata la fase principale finora di questo addestramento. Obbedienza che poi è sfociata anche nel cercare il connubio inscindibile che dovrà avere con il conduttore. E la seconda fase dell'addestramento è l'associazione con gli stupefacenti. Ecco, questo è un po' l'obbedienza. Siamo in compagnia di Leonardo, che è il conduttore, ma è anche, possiamo dire, il miglior amico di Max. Per forza di cose, il segreto del nostro successo sta appunto nella nostra amicizia e affiatamento, quindi viviamo insieme H24 e cercheremo di dare il nostro meglio. E allora, a proposito di lavoro, vediamolo all'opera il nostro Max. Padova. Eccoci ancora qui in studio. Abbiamo visto quello che sta succedendo a Bassano, dove è arrivata questo nuovo agente, questa unità cinofila che si è composta e che ben ci ha raccontato Alex Giuliano con i suoi ospiti. Adesso parliamo di QAM, che è quell'associazione di medici che prestano un servizio importantissimo in Africa. C'è stata anche la visita del Presidente della Repubblica Mattarella un paio d'anni fa, quando c'era proprio stata un anniversario importante per loro, e si è fermato in stazione a Padova, al binario 3 metropolitano, questo treno della salute QAM per offrire screening e prevenzione a chi è salito a bordo. Dopo la prima tappa di Verona è arrivato a Padova il treno della salute per offrire a chi sale controlli per la propria salute, screening, prevenzione e consigli per uno stile di vita sano ed equilibrato. Un'iniziativa di Medici con l'Africa QAM realizzata in collaborazione con Trenitalia e il sostegno della Regione Veneto all'interno della campagna Vivo Bene. Treno della salute, per dire 3 cose. La prima, che la salute va difesa, ma soprattutto va promossa, cioè va educata, va potenziata, e quindi aumentare la consapevolezza di quanto importante è la salute, qui da noi e anche nel contesto africano. La salute si fa insieme ed è di tutti. Questo è il messaggio lanciato da Don Dante Carraro, il direttore del QAM, che per il prossimo anno si pone come obiettivo quello di raddoppiare il numero di giovani africani formati per diventare medici o infermieri. Nel 2022 erano stati ben 3.000. La salute è, potremmo dire con una parola che tutti conoscono, everywhere, cioè ovunque. E allora vogliamo allargarla dal Veneto quest'anno, ma sarà anche in Friuli e sarà anche in Lombardia, per dare il significato che questo treno vuole raggiungere idealmente tutto il mondo, compreso il contesto africano, compreso questo continente che oggi più che mai, a causa delle guerre in corso, della instabilità grave, sta peggiorando e sta tornando indietro purtroppo. E allora da parte nostra anche l'impegno a sostenere questi giovani africani che chiedono di poter crescere, di poter studiare, diventare magari infermieri, ostetriche, medici. Principali novità di questa edizione del Treno della Salute, i laboratori per le scuole primarie che attraverso il gioco seme con seme hanno imparato l'importanza di una corretta alimentazione e di uno stile sano di vita. Oggi e domani il treno sarà a Vicenza, lunedì a Treviso, per poi partire alla volta di Trieste e Udine e poi della Lombardia. Ancora insieme, 12:45 di questo giovedì 12 ottobre, andiamo avanti, poi usciremo ancora dallo studio con i nostri collegamenti, dobbiamo andare ancora a Belluno per esempio, dove si parla di dighe, ma stiamo aspettando perché è ancora, diciamo, in corso questo incontro che poi
ci verrà raccontato da Tiziana Bolognani. E allora andiamo alla cronaca, torniamo alla cronaca, anzi prima della cronaca vi mostro un paio di titoli dei quotidiani online, sia quelli nazionali che quelli locali. Diamo un'occhiata veloce, il tema ovviamente di Israele su Repubblica, così viene indicata come nuova guerra, queste immagini dei bambini nella striscia di Gaza, primi contatti Riyadh-Teheran, Blinken, il segretario di Stato americano a Tel Aviv, Israele, niente acqua, luce e gas a Gaza fino al rilascio degli ostaggi, quindi c'è un blocco totale delle forniture deciso da Israele. Per invece la cronaca locale abbiamo la strage del bus a Mestre con 3 indagati, ce l'ha raccontata prima questa notizia Ilaria Marchiori in diretta, 3 indagati, 2 dirigenti del comune e l'amministratore delegato di Linea, che è l'azienda di autobus alla quale apparteneva il pullman in questione. Ecco chi sono, e quindi c'è questo sviluppo giudiziario che viene raccontato anche dal Mattino di Padova, perché mi pare di capire che uno dei 3 sia padovano. Poi abbiamo il Vajont con l'impegno dei quotidiani in questi giorni davvero di raccontare tutto quello che è successo 60 anni fa, ma anche quello che è successo dopo, cioè tutta la parte giudiziaria degli anni successivi. La lezione del Vajont, 60 anni dopo il disastro, il documentario. Poi abbiamo il Gazzettino che ha il Vajont perché pubblicizza il suo libro in edicola, ma la notizia più importante, con tanto di fotografia, è quella della tragedia del bus con 3 indagati. Chi sono e che ruolo hanno? Per la consulenza tecnica arriva il mastino del Ponte Morandi, cioè un esperto, un perito che è stato definito così per la accuratezza con cui svolge le indagini e gli accertamenti, e quindi dovrebbe essere una garanzia di serietà. Un'occhiata anche al Corriere del Veneto con la notizia di apertura che è sempre, quindi avete visto, Mattino, Nuova Venezia, Gazzettino, Corriere del Veneto, tutti parlano dei primi 3 indagati, si dice primi 3 indagati perché non è detto che siano gli unici, per l'incidente del Cavalcavia. Un paio di fotografie, poi la strage e i nomi degli indagati per quello che è accaduto. Vi mostro anche una notizia che arriva da Verona, sul Corriere del Veneto: si inchioda la mano a un albero davanti al tribunale per protesta. Non sono un assassino. Il gesto eclatante di Raffaello Accordi, condannato per omicidio nel 1989. Sono vittima di un enorme errore giudiziario, attendo la revisione del processo da 13 anni. Un po' di notizie dunque che arrivano dalle pagine online. La cronaca adesso che ci riporta a Padova, dove è stata scoperta una piantagione di marijuana ed è stato arrestato dai carabinieri un 58enne di Agna. Aveva trasformato la casa della madre anziana nella sua serra personale, dove coltivava indisturbato numerose piante di marijuana, un habitat ideale visto che i carabinieri hanno trovato 20 piante rigogliose nel giardino e 12 invece tagliate in fase di essiccazione. Un 58enne di Agna è stato arrestato per coltivazione e produzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. I carabinieri avevano ricevuto la segnalazione di un forte odore di marijuana proveniente da un'abitazione di via Terrassa a Conselve. Arrivati sul posto hanno trovato l'anziana signora all'oscuro di tutto e il figlio 58enne che stava maneggiando 12 piante per un totale di 12 kg di droga. Nel giardino sul retro invece c'erano una ventina di piante con fusto alto circa 2 metri. I militari, perquisendo la cantina, hanno trovato altri 212 grammi di infiorescenza di marijuana e un bilancino di precisione. Tutto lo stupefacente è stato sequestrato. Per il 58enne invece sono stati disposti gli arresti domiciliari. Eccoci ancora in studio, ma c'è una notizia di cronaca che è abbastanza collegata, è arrivata proprio questa mattina da Vicenza ed è collegata perché parliamo di una denuncia per coltivazione di marijuana, piante di marijuana nascoste in pratica in mezzo alle piante di pomodoro.
coltivava nell'orto di casa 2 piante di marijuana di oltre 2 metri di altezza, occultate tra le piante di pomodoro. Gli agenti della polizia locale nord-est vicentino, attirati dal forte odore, hanno poi proseguito la perquisizione, trovando all'interno dell'abitazione 10 grammi di hashish e una dose di eroina, oltre a un bilancino di precisione. Per il proprietario dell'immobile è scattata la denuncia per coltivazione di marijuana. E quindi 2 notizie in un certo senso collegate, grande attenzione da parte delle forze dell'ordine quando si parla di stupefacenti e quindi operazioni che si susseguono, una lotta difficile, quella allo spaccio di droga o comunque alla coltivazione di droga, ma insomma dicevo, forze dell'ordine molto impegnate. Rimaniamo nel Vicentino, ma torniamo nel capoluogo, quindi in città, perché proprio al Teatro Olimpico di Vicenza, in giorni così importanti, c'è stato un principio di incendio che ha fatto scattare l'allarme e quindi arrivare i soccorsi. Un principio di incendio di lieve entità stamattina intorno alle 7 si è verificato all'esterno del Teatro Olimpico di Vicenza, intaccando la porta del locale delle caldaie che dà sul largo Wolfgang Goethe. Le fiamme, che secondo le ipotesi al vaglio dei vigili intervenuti potrebbero essere state accese da un senza fissa dimora che tentava di scaldarsi, avrebbero provocato del fumo penetrato all'interno del locale caldaia, facendo così scattare l'allarme antincendio. All'arrivo dei vigili del fuoco, intervenuti con 2 squadre, le fiamme erano già state spente nell'immediatezza da una persona che passava nella via. I pompieri hanno provveduto alla reazione del locale caldaia, dove all'interno persisteva un po' di fumo, provvedendo inoltre all'ispezione e al controllo dell'intero teatro. Sul posto la polizia locale, i carabinieri e la polizia di Stato per far luce su cause e dinamiche. Le operazioni di messa in sicurezza del locale tecnico e del teatro, che non hanno subito nessun danno e sono terminate alle 8:45 con il rientro in sede delle squadre. E adesso parliamo della Guardia di Finanza di Venezia, perché di questo ne avevamo parlato già nei mesi scorsi, erano avvenuti altri fatti simili, specie in occasione dei rincari con l'inizio della guerra in Ucraina e quindi con il rincaro delle materie prime e insomma tutto quello che era collegato all'energia, alle fonti di energia. I finanzieri veneziani hanno concluso un'indagine nei confronti di 5 persone responsabili, ritenute responsabili di un commercio illegale nel settore del pellet. 34 milioni di euro. A tanto ammonta la frode fiscale internazionale nel settore della compravendita di pellet, messa in atto da 5 persone. La Guardia di Finanza del secondo nucleo operativo metropolitano di Venezia, coordinata dalla Procura di Padova, ha ricostruito le operazioni illegali effettuate dal 2019 al 2022 tra Veneto ed Europa orientale. Si tratta della classica frode carosello attuata mediante un sistema di false fatturazioni. Le operazioni venivano svolte da società fasulle con sede a Venezia, Treviso, Vicenza e Padova, create appositamente per acquistare grossi quantitativi di pellet da fornitori polacchi, slovacchi ed estoni. Il materiale passava direttamente alle vere società acquirenti della provincia di Padova, permettendo così di evadere il debito IVA scaturito dalle cessioni intracomunitarie. In questo modo potevano rivendere il pellet a prezzi inferiori a quelli di mercato. Per ricostruire questo meccanismo, i finanzieri hanno analizzato la contabilità delle società coinvolte, i conti correnti e i tabulati telefonici, passando poi alle attività di perquisizione nelle sedi delle imprese e delle persone oggetto di indagine. Le 12:54 usciamo, ve l'avevo anticipato, andiamo a Belluno perché parliamo con Tiziana Bolognani di un tema di attualità legato in qualche modo, adesso ci dirà lei come, al Vajont. Abbiamo parlato per molti giorni di questa ricorrenza tragica, è in piedi un altro progetto per un'altra diga, ovviamente insomma c'è chi si preoccupa e se ne è parlato oggi proprio a Belluno con il Partito Democratico. Tiziana, raccontaci un po' com'è andata, credo che l'incontro sia finito proprio da pochi istanti.
Sì, Federico, buongiorno. L'incontro, la conferenza stampa qui nella nuova e rinnovata sede del Partito Democratico si è conclusa da pochi minuti. Si è fatto il punto in relazione soprattutto alle dichiarazioni che il Presidente Luca Zaia ha rilasciato proprio ai nostri microfoni nella giornata delle commemorazioni ufficiali sulla diga del Vajont. Proprio uno stralcio di quel servizio è stato riproposto durante la conferenza stampa, perché in quella a noi Zaia quel giorno ha risposto che questo progetto, il progetto della diga del Vanoi, è stato ereditato in un certo senso dalla sua amministrazione. Così invece non è, e il segretario provinciale del PD Alessandro Del Bianco, che da alcune settimane, per non dire mesi, sta seguendo la vicenda assieme ai sindaci, assieme ai parlamentari, assieme agli stessi consiglieri regionali, ha fatto un salto sulla sedia. Come è stato possibile, lei si è domandato, Del Bianco, che il Presidente abbia detto che questo progetto è stato ereditato? Io credo che il Presidente, dicendo quello che ha detto, abbia preso in giro tutti i cittadini bellunesi, perché non si può dire che quel progetto è stato ereditato nel momento in cui lo stesso Presidente Zaia a maggio aveva chiesto ufficialmente un finanziamento di 150 milioni di euro per portare a casa l'opera, e questa è una cosa evidentemente molto forte e molto chiara. La Giunta regionale ha più volte ribadito l'urgenza di fare i lavori per la diga del Vanoi. Ecco, un progetto che vi abbiamo già raccontato, voi ve ne siete raccontati per la parte bassanese, un progetto che è portato avanti dal Consorzio del Bacino del Brenta, che ha già commissionato per la verità lo studio di fattibilità ad un raggruppamento temporaneo di imprese. Un progetto che però è piombato come un fulmine a ciel sereno sulle teste dei sindaci di Lamon, di Fonzaso e dei comuni trentini solo nel momento in cui hanno letto i quotidiani, e a quel punto si sono rivolti alla Regione del Veneto, che per il momento nei confronti, ufficialmente è rimasta silente. Parliamo di un bacino che non è nuovo, che è nato, è stato ideato negli anni 20 dalla famigerata SADE, che è stato riproposto poi ancora negli anni 50 fino al 1985, che è sempre stato cassato sin da allora per problemi idrogeologici, geologici irrisolvibili. Assolutamente sì, anche questo è stato un aspetto in effetti molto curioso. Abbiamo ascoltato il Presidente Zaia in occasione del 60° del Vajont dire che proprio in quell'occasione a Longarone bisognava ascoltare le comunità, perché le comunità erano contrarie 60 anni fa, in quel caso, alla realizzazione dell'invaso del Vajont. E troviamo questo come un insegnamento, no? Allora, se questo è un insegnamento, evidentemente i sindaci che a giugno 2023 hanno scritto anche agli assessori della Giunta regionale del Veneto che non erano stati per nulla consultati sul Vanoi, dovrebbe appunto insegnare qualcosa, e anche questo crediamo sia grave. Il silenzio pesa in questi casi. Ecco, ricordiamo, segretario, che voi allora avete depositato tramite la parlamentare Scarpa e la parlamentare trentina un'interrogazione parlamentare, che prossimamente ci sarà una mozione dei consiglieri regionali in Consiglio regionale a Palazzo Ferrofini, che voi avete lanciato una sottoscrizione online, una raccolta firme online che nel giro di pochissime ore ha raggiunto e ha quasi sfiorato le 1500 firme, che avete fatto già i primissimi banchetti in poco meno di un paio d'ore. Sabato mattina avete raggiunto oltre 300 firme, che a Lamone e tutta la popolazione mobilitata. Certamente non vi fermerete qui. No, non ci fermeremo assolutamente qui. Noi abbiamo proposto anche appunto degli ordini del giorno che sono stati votati nei consigli comunali, devo dire proposti dal Partito Democratico, ma votati da tutto, diciamo così, da tutti i partiti e da tutte le forze politiche. Anche quello che è stato proposto in provincia era appunto questo ordine del giorno. Diciamo, scusi, Lega e Fratelli d'Italia compresi? Assolutamente sì, almeno in provincia di Belluno, ecco. E quindi non ci fermeremo, continueremo a ragionare, a coinvolgere le persone, a ragionare con le associazioni, con gli altri partiti, in modo da creare sensibilità su questo tema, perché, ripeto, fino a pochi mesi fa di questa diga in pochi erano a conoscenza. Ma a questo punto chiediamo anche un pronunciamento vero della Regione del Veneto, del Presidente Zaia e anche dell'assessore alla protezione civile Botacin, che peraltro è pure bellunese. Ma non ci possono dire l'abbiamo ereditata, ci devono dire che devono fermare la diga del Vanoi.
Grazie al segretario provinciale del PD del Bianco. Federico, se tu non hai domande da studio ti posso restituire la linea. Mi chiedi un intervento in un certo senso. L'unica cosa, forse l'ha già anche detto in parte il tuo ospite, quali saranno i prossimi passi, cioè cosa succederà d'ora in poi, un po' ce l'avete già detto. Sì, da studio ci chiedono che cosa succederà da ora in poi, un pochino lei lo ha anticipato, e cioè con gli interventi in sede istituzionale, però voi vi state muovendo sul territorio. Noi continueremo a muoverci sul territorio, appunto presenteremo delle mozioni anche in Consiglio regionale, e in Consiglio regionale evidentemente anche questo sarà importante presentare la mozione, perché si vedrà poi chi è davvero a favore e chi è contro questa operazione, ma la presenteremo anche appunto con l'interrogazione parlamentare che citavi poco fa, perché attualmente, e questo forse è bene ricordarlo, la diga del Vanoi non è un'ipotesi, è una cosa su cui lo Stato italiano sta spendendo dei soldi, perché c'è un finanziamento di 1,5 milioni di euro del Ministero che consente la progettazione definitiva esecutiva dell'opera. Anche questa non è una banalità. Quindi nell'interrogazione parlamentare non solo chiederemo lumi, ma chiederemo anche di fermare l'opera. È chiaro, no, Federico, fermare l'opera, questa opera per la quale la Giunta regionale lo scorso mese di maggio ha fatto un atto chiedendo, con una delibera, chiedendo che la diga del Vanoi venga inserita al primo posto tra i progetti finanziabili tramite i fondi PNRR. È il primo progetto lanciato dalla Regione del Veneto di contrasto alla siccità. L'ironia della sorte fa sì che il progetto diga del Vanoi sia un progetto in termini di politica ambientali. Ecco Federico, se così abbiamo, credo che il segretario abbia chiarito, no, ogni aspetto di questa vicenda che sta seriamente preoccupando in tutti i cittadini in provincia di Belluno e anche tutte le forze politiche. Non è il caso di pensare, è inimmaginabile pensare che qualcuno oggi, non solo oggi, dopo 60 anni dal disastro del Vajont, la pensi o provi a pensarla in maniera completamente differente, perché in questi giorni noi piangiamo e ricordiamo le quasi 2000 vittime del Vajont e certamente non se ne possono mettere in conto altre, soprattutto a danno del territorio. Non solo, hai detto bene prima, perfino la SADE si è fermata. Perfino la SADE si è fermata. Speriamo si fermi anche la Regione del Veneto. Mi sembra che abbiamo detto tutto, Federico. Sì, sei d'accordo? Tutto questo, specificare sul territorio quello che sta accadendo e qual è la mobilitazione. Grazie Tiziana, grazie al tuo ospite. Buon lavoro, buona giornata. Grazie a te e a voi. Ciao, grazie. Noi andiamo avanti perché ci spostiamo a Treviso, o meglio nel Trevigiano, perché c'è una ventenne di Montebelluna ricoverata dopo aver contratto il morbillo. Il rischio epidemia allora spinge l'ULSS 2 a raccomandare la vaccinazione nell'area del distretto di Asolo per tutti gli under 30, con priorità, visto il rischio di complicanze gravi, per i bambini da 1 a 6 anni. Sentiamo meglio nel dettaglio questa notizia. Si è presentata al pronto soccorso con sintomi importanti che poi gli accertamenti hanno correlato al morbillo. Una ventenne domiciliata a Montebelluna, non vaccinata contro il virus del morbillo, è ora ricoverata all'ospedale. È ovviamente una patologia infettiva importante, tant'è che la persona poi è stata ricoverata in malattie infettive perché presentava una reazione esantematica importante e poi soprattutto febbre alta. Il patogeno si trasmette per via aerea ed ha una contagiosità molto elevata. L'alto rischio epidemiologico di diffusione nell'area del distretto di Asolo, dove la copertura vaccinale è insufficiente, in particolare nell'età pediatrica, ha fatto scattare nell'ULSS 2 le azioni di prevenzione del caso e la forte raccomandazione alla vaccinazione che, assieme a parotite e rosolia, rientra tra quelle obbligatorie dal 2017. È una vaccinazione che viene proposta e qualche genitore non aderisce, quindi il consiglio che noi diamo, ne abbiamo parlato, ringrazio anche i sindaci per la loro disponibilità, anche oggi in conferenza di sindaci con il dottor Bonsembiante e il dottor Gentili, che bisogna assolutamente che nell'area dell'Asolano i bambini da un anno fino a 6 e gli adulti fino a 30 anni non vaccinati che possibilmente si vaccinino e sono a disposizione ovviamente i nostri centri vaccinali del Dipartimento di Prevenzione. 13.04, ancora fino alle 13.30 insieme con il nostro Focus TG.
torneremo ancora fuori dallo studio, ci collegheremo con i nostri colleghi, scusate il gioco di parole, ma anche tante notizie che arrivano dalla cronaca, dalle nostre redazioni. Direi che possiamo fare un'altra brevissima pausa, poi torniamo e siamo con voi. (13:07) insieme fino alle 13:30 con Focus TG. Abbiamo parlato della tragedia dell'autobus di Mestre con i primi 3 indagati. Abbiamo detto primi 3 perché potrebbero essercene degli altri, come no, questo ancora ovviamente non lo sappiamo. Siamo andati a Belluno per parlare del progetto della diga del Vanoi che preoccupa i cittadini, soprattutto ripensando alla tragedia del Vajont, di cui abbiamo celebrato in questi giorni il 60° anniversario. Siamo andati davanti al Tribunale di Treviso con Christian Arboit per la vicenda di Mattia Battistetti, il giovane morto in un cantiere edile per un incidente sul lavoro. Oggi c'era un'importante udienza a Padova per la prevenzione degli incidenti sulle strade più pericolose della provincia, con l'impegno in prima persona da parte anche dei carabinieri. Insomma, tante informazioni e notizie, più tutta la cronaca che è arrivata in queste ore. Alleggeriamo un po', prendiamo fiato, respiriamo una boccata d'aria buona e parliamo di quello che sta accadendo a Rossano Veneto, dove ci sono dei lavori pubblici, tra virgolette, simpatici che si stanno realizzando. Inaugurate le nuove giostrine di Parco Sebellina Rossano Veneto, con l'amministrazione comunale che ha voluto esprimere il proprio ringraziamento all'azienda Frattinauto, che ha dimostrato vicinanza e generosità donando alla comunità le nuove strutture di gioco. Ma Rossano Veneto è pronta anche a un'altra inaugurazione, quella di Palazzo Sebellin, ex sede del municipio. Ormai siamo addirittura d'arrivo ed è veramente con grande soddisfazione che prima della fine dell'anno consegneremo questo stabile completamente restaurato alle nostre associazioni. Un lavoro iniziato ancora con la prima amministrazione Martini con il recupero degli annessi e poi continuato in questi anni con il recupero del corpo centrale. Ogni associazione che ha fatto domanda avrà la sua propria sede, condividendo degli spazi comuni, perché siamo riusciti a recuperare anche 2 nuove sale riunioni. Un lavoro atteso e voluto che ha subito ritardi causa Covid, aumento dei prezzi e difficoltà nel reperire le materie prime. Ci sono stati ritardi che le opere pubbliche hanno subito in tutta Italia. Eccoci in studio, ma ci stiamo solo per un attimo perché torniamo subito fuori per parlare di cronaca con Christian Arboit, che si è spostato a caccia di notizie. Ti chiedo dove sei finito, Christian, e di che cosa parliamo? Di ladri, mi par di capire. Christian, a te. Sì, ancora una volta di ladri, caro Federico. Buongiorno di nuovo anche da parte di Nicoletta Rizzetto, che sta curando la parte tecnica. Mi trovo a casa di 2 giovani che ieri sera verso le 23:30 hanno avuto a che fare con dei ladri. Siamo in via 4 novembre a Lovadina di Spresiano. Spresiano è uno dei territori della Marca Trevigiana più colpiti recentemente dal fenomeno dei raid ladreschi. Ieri, per intenderci, eravamo a Colle Umberto, la scorsa settimana a Tarzo. È uno stillicidio continuo, ma veniamo ai fatti. Ieri sera alle 23:30 Saverio e Zegliana. Saverio, che cosa è successo? Guardi, ieri stavamo guardando una serie TV, come più o meno tutte le sere, sono state, come aveva detto, le 11:30 e sentivamo dei rumori. All'inizio pensavamo fossero i vicini, essendo in un ambiente condominiale può essere anche normale sentirli, ma continuando a sentire continuamente questi rumori ci siamo preoccupati, ci siamo guardati, al che ho deciso di scendere cercando qualcosa con cui difendermi, ma sì, insomma, ho preso proprio la prima cosa che mi trovavo davanti e sono sceso. Ho cercato prima di far confusione scendendo dalle scale a chiocciola che abbiamo e poi battendo forte sulla porta. Non avevo idea di quanti fossero, non sapevo com'era bene la situazione, sapevo solo che erano sulla porta, che provavano a forzarla, trafficavano.
Stavano trafficando su questa finestra che adesso Nicoletta sta inquadrando. Assolutamente sì, al che come ho battuto forte sulla porta, ho sentito che li avevo messi in fuga, ho aperto la porta e ne ho visto solo uno che correva giù per le scale e scendeva poi andando verso la piazza. Lui ha urlato dietro. Sì, insulti. Hai tentato di mandarlo via? Sì, è stato tutto così veloce, è stato proprio una reazione istintiva e ho battuto, ho aperto la finestra, l'ho insultato e poi abbiamo chiamato immediatamente i carabinieri. E quale oggetto hai preso in mano così in tutta velocità per difenderti? Guardi, è stato un oggetto casualissimo, in realtà era una decorazione che abbiamo sopra un mobiletto, è una finta pompa di benzina, ma sì, veramente di poca lega, era leggerissimo, plastica, è stato proprio un momento di velocità in cui ho preso quello che mi trovavo per le mani. Comunque, insomma, quando hai sentito questi rumori hai preso il coraggio a piene mani, insomma, e li hai in qualche modo affrontati, questo? Sì, in realtà sì, non mi sono sentito altra scelta, è stata proprio una reazione istintiva, non mi sono domandato tante cose, volevo metterli in fuga, non volevo che entrassero in casa e ho reagito. E Zeliana, tu che cosa pensavi in quei frangenti, in quei secondi? Io ho cercato di rimanere lucida e sono rimasta di sopra perché appunto eravamo di sopra avendo un appartamento su 2 piani e ho visto lui prendere appunto l'oggetto, scendere in maniera anche molto lucida, è stato veramente bravissimo. Io sono rimasta di sopra, sono corsa a prendere il telefono che era in carica e nel caso ci fosse stato bisogno di chiamare dei soccorsi. Poi appunto ho sentito un botto fortissimo che con il senno di poi appunto era Saverio che ha tirato il calcio sulla porta e poi ho visto le luci spegnersi perché per sbaglio ho spento la luce anche interna e quindi là mi sono un po' spaventata, sono scesa al volo, però in realtà l'ho sentito subito gridare gli insulti, quindi ho capito che la situazione era tranquilla e niente. Il problema è stato dopo, perché dopo scende l'adrenalina, proprio ti cala tutto e quindi un po' di paura c'è stata. Si rende conto anche del pericolo magari scampato. Sì, sul subito è tutto frenetico. Tra l'altro l'aspetto che va sottolineato è che la luce interna, per quanto fioca, era accesa in quel momento, quindi il ladro e i ladri sapevano benissimo che all'interno della casa poteva esserci qualcuno. Questo è. Sì, assolutamente, la luce interna era accesa perché nonostante siamo di sopra magari una lucetta dalle scale la lasciamo, però comunque illumina la stanza. La finestra era in antiribalta, gli scuri erano aperti come adesso e erano le 11:30, però viste le temperature e tutto noi li chiudiamo prima di andare a dormire, andiamo a dormire anche un pelo più tardi, quindi rimangono spesso così. Diciamo che voi vi sentivate sicuri, ecco, sostanzialmente, anche perché parliamo, se possiamo mostrare ancora una volta Nicoletta, parliamo di una corte comune, comunque di un cortile privato, da una parte c'è una recinzione in muratura, dall'altra una recinzione in ferro, quindi teoricamente anche una zona protetta. Sì, lo era, teoricamente sì, però a quanto pare per qualcuno si sente in grado di poter entrare ovunque, non lo so. Tra l'altro, sottolineo questo Federico, in questi giorni stiamo raccontando di tanti furti in condominio, comunque case a schiera, significa che anche questi luoghi non sono più sicuri come potevano esserlo qualche tempo fa, c'è anche questo aspetto. Saverio, ecco, con il senno del poi, che cosa ti senti di dire e secondo te che cosa si può fare contro questa che è una piaga? Questa è una bella domanda, in realtà non lo so, furti forse ce ne sono sempre stati, non so se siano aumentati nel tempo, questo non ne ho la più pallida idea. Sicuramente l'intervento delle forze dell'ordine o comunque ronde notturne, il livello di polizia o controllo sicuramente possono deincentivare i furti. Diciamo che poi i condomini, i residenti si sono mobilitati perché appunto c'è una chat anche condominiale, abbiamo parlato anche con altre persone questa sera, li sentirete, insomma c'è stata una sorta di mobilitazione, però appunto il fenomeno resta. Grazie Zeliana, grazie davvero Saverio, grazie a entrambi per la vostra preziosa testimonianza. Con Nicoletta Rizzetto da via 4 novembre all'Ovadina di Spresiano, Federico, ti restituisco la linea.
Grazie Cristian e ringrazio anche i tuoi ospiti per averci raccontato purtroppo questa brutta avventura. Grazie a te a Nicoletta, a caccia di notizie di cronaca, e poi ti aspettiamo in redazione perché ovviamente sarà tutto approfondito questa sera. E adesso torniamo, abbiamo parlato del Vajont un po' indirettamente quando Tiziana ci ha raccontato della presa di posizione, Tiziana Bolognani, la nostra collega di Belluno, ci ha raccontato della presa di posizione del Partito Democratico sul progetto di un'altra diga nel bellunese, la diga del Vanoi. Torniamo al Vajont perché con filmati, immagini, giornali dell'epoca, testimonianze di superstiti, c'è un filmato di 30 minuti che regala la mostra 9 ottobre 1963, il risveglio degli emigranti, una mostra che dal 14 ottobre al 30 novembre sarà ospitata all'interno del Museo Interattivo di Belluno e quindi Tiziana è andata un po' a vederla in anteprima per noi. 9 ottobre erano i Pirenei a Pau. Ero a Monaco di Baviera. Io nel 63 lavoravo a Parigi. Il 9 ottobre eravamo in Germania, che lavoravamo tutti e due, marito e moglie, e avevamo una bambina piccola che era nato in maggio. 30 minuti col fiato sospeso, 30 minuti di brividi e di lacrime che non si riescono a trattenere. 9 ottobre 1963, il risveglio degli emigranti. È una mostra che fa memoria di un'altra prospettiva del disastro del Vajont, quella vissuta dagli emigranti del loro ritorno a un mondo che non c'è più. È il mondo che si sono ritrovati quelli che erano di Longarone e delle altre zone attigue e che erano all'estero per lavoro e che hanno saputo in modo frammentario notizie per sentito dire attraverso i canali dei nostri consolati, attraverso quelli che ascoltavano le radio, e sono rientrati senza sapere esattamente cosa trovavano. Il nulla, un paesaggio lunare, una spianata di fango, acqua e sassi, una vita, un pezzo di vita troncato in 4 minuti. Il disastro del Vajont e i suoi effetti, filmati, immagini e giornali d'epoca, testimonianze di superstiti ed emigranti, raccolti con amore, elaborati e disponibili dal prossimo 14 ottobre al 30 novembre, weekend compresi, all'interno del Museo Interattivo delle Migrazioni in via Cavour a Belluno. Ti viene anche da piangere nel sentire alcuni testimoni diretti di questa tragedia. Con pochissime risorse abbiamo fatto una cosa fai da te, con però dei volontari professionisti che ci hanno permesso anche questa volta di raggiungere l'obiettivo. La mostra evento dell'Associazione Bellunesi nel Mondo è stata finanziata dalla Regione e realizzata in collaborazione con il Comune di Longarone, l'Associazione Vajont, il futuro della memoria e il Comitato Sopravvissuti del Vajont, echi di memoria e della rinascita che a distanza di 60 anni sono una ferita ancora aperta. Ora torniamo nel Vicentino, ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi di questa discussione, polemica, anche divisione tra Vicenza e Bassano sul tribunale della Pedemontana, il blocco vicentino che dice no, quello bassanese unito nel difendere il sì alla riapertura del tribunale. Interviene anche il sindaco di Rosà, Elena Mezzalira. Tribunale della Pedemontana ha visto l'adesione di tutti i sindaci del territorio con voce unanime, perché è importante per dare servizi al territorio della Pedemontana veneta e dare questi servizi ai cittadini. Parlo da sindaco ma anche da professionista. Trovo fuori luogo che intervenga il sindaco di Vicenza, perché credo sia, non so, ha paura forse. Noi non siamo qui per togliere servizi a nessuno, siamo qui per parlare del nuovo Tribunale della Pedemontana, un tribunale che prima era stato chiuso e che ha già una sede pronta per riceverlo, con nuove risorse, nuovo personale, pronto per dare servizi che ad oggi non vengono resi da un tribunale che trova a rispondere a un territorio troppo vasto, e tutte queste inefficienze noi dobbiamo dare risposta, e questo è il nostro compito. Primi cittadini dunque che intervengono sulla vicenda del Tribunale di Bassano. Adesso parliamo di sanità
con il personale sanitario, con le assunzioni previste secondo graduatoria, che invece slitta al 2024, e la CGIL del Veneto alla Regione chiede perché. È da maggio che chiediamo alla Regione di avere risposte rispetto alle notizie che ci arrivano dai territori sul blocco delle assunzioni di personale medico e di personale sanitario già in graduatoria concorsuale. Così la CGIL regionale, a fronte delle numerose segnalazioni pervenutele, chiede alla Regione trasparenza di informazioni in merito al differimento delle assunzioni posticipate da graduatoria da oggi al prossimo anno. Noi abbiamo la necessità di incrementare di almeno 5.000 figure professionali del comparto e come minimo 1.500 medici dirigenti. Noi siamo in questa situazione in cui anche gli incrementi che sono stati fatti durante il periodo di Covid purtroppo non sono sufficienti, perché incrementi di personale, perché in parte hanno coperto delle gravi deficienze che noi abbiamo ereditato dal 2019, 18-19 e in parte insomma sono stati attivati anche nuovi servizi dopo il Covid, vedi ad esempio le semi-intensive, che hanno assorbito una notevole quantità di personale. E poi c'è anche la questione salariale. Il Veneto, rispetto alle 21 realtà sanitarie a livello nazionale, nel 2021, ultimo dato pervenuto, si trovava al 15° posto, spiega sempre la CGIL. Nel 2020 eravamo al 14°, ma per una serie di incrementi che la Regione ha fatto legati all'emergenza Covid, mentre negli anni 18-19 eravamo al 16° posto. C'è bisogno di continuare ad integrare il personale con nuove assunzioni, chiede la CGIL, proponendo anche il come. C'è bisogno di fare un'operazione col governo e più ampio il governo con l'Unione Europea per togliere tutta una serie di vincoli che sostanzialmente, se confermati, porteranno al collasso la sanità. E andiamo adesso a Padova parliamo ancora di sanità sotto un altro punto di vista, perché più persone sono formate alla rianimazione cardiopolmonare, più aumentano le probabilità di salvare vite umane. Per questo è partita una campagna di sensibilizzazione sulle tecniche salvavita con tanti corsi. Il 16, che è la giornata appunto mondiale dedicata alla rianimazione cardiopolmonare, saremo nelle piazze per insegnare alla gente, a chi vuole, insomma, no? A insegnare appunto a chi vuole, alle persone che si avvicinano ai nostri stand, ai nostri gazebo, come si fa questa rianimazione cardiopolmonare. Poi andremo nelle scuole, o meglio le scuole entreranno in ospedale. Una settimana per sensibilizzare la popolazione sul tema della rianimazione cardiopolmonare. Sì, perché più persone sono formate ed informate, più alta è la possibilità che vengano salvate delle vite umane. La percentuale di salvare pazienti colpiti da arresto cardiaco diminuisce in maniera proprio massiva, velocissima, proprio nell'arco dei primi minuti, per cui se passano già 8-10 minuti le probabilità di avere una restituzione di integrum del paziente sono intorno all'8-10%. Fondamentale nei momenti di emergenza seguire la regola delle 3 C. Controlla, la prima C, ovvero se una persona perde conoscenza davanti a te, verifica se effettivamente risponde o meno a un minimo di scuotimento, e nel momento in cui questa cosa non si verifica, ovvero al controllo rimane incosciente, vanno chiamati con la seconda C della chiamata gli aiuti. La terza, che sarà quella più efficace, che è quella che ci consente di tenere il cuore nelle nostre mani, sono le compressioni toraciche. Una serie di eventi che permetteranno ai cittadini di essere pronti. Tutti dobbiamo avere piena coscienza e responsabilizzazione su questo tema e dobbiamo poter andare a letto alla sera pensando che abbiamo fatto il massimo possibile, ciascuno per la parte di propria competenza. L'arresto cardiaco è un fenomeno planetario, è un fenomeno che, come sapete, si può realizzare purtroppo in un qualsiasi contesto lavorativo, familiare, piuttosto che intraospedaliero.
Tecniche di rianimazione che si possono applicare anche ai più piccoli. Se nell'adulto usiamo il palmo della mano aiutato dall'altra mano e l'escursione del torace sarà di circa 6 cm, nel bambino grande sarà di 5, nel bambino più piccolo di 4, per arrivare poi al lattante, dove in realtà la necessità dobbiamo assolutamente usare le dita, perché il palmo della mano sarebbe troppo grande. Molto interessante, questo è veramente un invito a tutti a essere sensibili e perché no anche a frequentare questi corsi che sono organizzati dalle ULSS locali. Venezia intanto, cambiamo argomento, si propone come modello a livello nazionale sulla regolamentazione delle affittanze turistiche. L'Associazione Veneziana Albergatori infatti promuove la proposta di un tavolo di confronto con tutte le categorie interessate. Venezia può diventare un modello nazionale per risolvere e regolamentare finalmente una volta per tutte il fenomeno delle affittanze turistiche. Sentiamo come. Abbiamo ottimi rapporti con le associazioni che locano, associano persone che locano a breve termine, e certamente siamo sicuri che sedendosi intorno al tavolo da Venezia potrebbe arrivare una proposta condivisa da albergatori e da allocatori brevi che convinca il governo. Sotto gli occhi di tutti c'è il problema dell'abusivismo portato in luce dalla Guardia di Finanza. Sono numerosissime le imprese nel settore delle locazioni turistiche che sono totalmente abusive oppure lo sono in maniera sostanziale. Non ci sono abusività di serie A, di serie B, in questo caso c'è solo l'abusività, e dobbiamo dire che tutto ciò fa concorrenza alle imprese leali verso lo Stato, le imprese che pagano le tasse, le imprese che danno a lavorare e pagano i contributi ai lavoratori. Detto questo, non dobbiamo demonizzare. Le richieste che arrivano al governo dal direttore dell'Associazione Veneziana Albergatori Claudio Scarpa sono chiare, servono regole. Chiediamo che vi sia una sostanziale estensione della imprenditorialità a tutti coloro che affittano più di 2 appartamenti, e chi sta sotto i 2 appartamenti fa integrazione al reddito con tutti i limiti evidentemente che potrà il governo mettere sulla possibilità di affittare. Vanno messe alcune regole, ma non va demonizzato il settore. E siamo arrivati alla fine di Focus TG, la nostra pagina di informazione che vi tiene compagnia dalle 12 alle 13:30, anche per oggi, quindi ci salutiamo, speriamo di esservi stati utili per un po' anche avere il quadro di quello che accade a nord-est, di quello che è accaduto nelle ultime ore, di quali sono i temi più importanti, quelli che verranno sviluppati anche dai nostri notiziari. Intanto vi auguro un buon pranzo per chi deve ancora pranzare, un buon pomeriggio per tutti gli altri. Rimanete con noi, seguite tutta la nostra programmazione, poi arrivano anche i telegiornali verso sera, tardo pomeriggio. Intanto grazie per essere stati con noi, arrivederci a tutti.